C'è un'abitudine molto radicata nell'essere umano, che è quella di considerare troppo spesso le persone che hanno lasciato un segno indelebile nella società come degli eroi, se non addirittura delle divinità. Ma così non è. Gli dei sono dei, gli uomini sono uomini. Ma a cosa può avvicinarsi una persona che ha svolto il proprio lavoro sapendo di essere costantemente osservato, con una sorta di grande occhio nascosto, attento ad ogni tuo movimento, e sapere che questo non è sicuramente un tuo amico? Cosa deve essere lavorare in un ufficio con 3 porte blindate e una telecamera che ti suggerisce quando è il caso di far entrare qualcuno oppure no? Che sapore deve avere vedere le fronti corrucciate dei tuoi cari quando ti guardano negli occhi? E che coraggio deve aver avuto Giovanni Falcone per collaborare fino al 1988 ad un pool antimafia istituito da un giudice che la mafia stessa 5 anni prima uccise? Ed infine che sensazione avrà provato Giovanni Falcone quando nel 1987 il maxi processo da lui istituito ha portato alla condanna di tutti i principali boss mafiosi, più numerosissimi loro adepti, per un totale di oltre 2000 anni di carcere. Sicuramente una grande soddisfazione. La prima vera vittoria dello Stato contro la mafia, quello Stato che lui credeva dalla sua parte. Ma anche la netta e terribile sensazione di aver firmato probabilmente la propria condanna a morte. Eppure qualcuno, non molto tempo dopo, ebbe a dire che il giudice Falcone, che indaga col suo nuovo motto «Non sono i documenti a dover correre, ma siamo noi a dover correre ad indagare, conoscere», in realtà soffre di protagonismo. Infatti, non molto tempo dopo, il giudice Antonino Caponnetto, che era a capo del pool, decide di dimettersi per raggiunti i limiti di età. E molti pensano che quel posto sarà preso proprio dal giudice Falcone, fresco del risultato appena ottenuto dal maxi processo. Ma questo non avvenne. Non avvenne perché, come il senso delle istituzioni e dello Stato gli avevano insegnato, contro il fenomeno mafioso non si fanno sconti. E il giudice era pronto a scoperchiare un vaso dal quale sarebbero fuoriusciti tutti i rapporti da sempre esistiti tra mafia, imprenditoria e politica. Quindi, affinché questo sistema malavitoso rimanga in piedi, è meglio che quel posto lo prenda qualcun altro, magari qualcuno meno integerrimo di lui. Una volta, in un momento di grande sconforto, Falcone disse alla sorella: «Come posso io pensare di fare bene il mio lavoro se neanche i miei mi vogliono?» La mancata nomina di Falcone segna praticamente il decadimento del pool stesso, che poi avvenne nel marzo del 1988 e scatenò in Falcone la netta sensazione che la mafia non era l'unico ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi di giustizia. Questa è quindi la storia di un uomo che, nel mentre che cercava di sconfiggere in primis alcuni dei suoi colleghi, veniva sconfitto dalla mafia quel maledetto 23 maggio 1992. Al suo funerale, il giudice Paolo Borsellino, amico e collega di una vita, disse: «In questa bara c'è il più testa di minchia di tutti, uno che credeva di sconfiggere la mafia applicando la legge».